fatto parte a diverse associazioni, Avis, Aido, Alpini, Proloco. Sono contentissimo di aver partecipato e invito i giovani a continuare a portare avanti quello che abbiamo portato avanti noi fino adesso. L'Aido nasce a Cavaso 39 anni fa, alla guida di Rossetto Francesco, conosciuto come Cesco Secoia, che è stato il fondatore dell'associazione. Cosa vuol dire Aido? Associazione Italiana Donazione Organi. Quindi organi, cuore, polmoni, fegato, pancreas e tessuti anche, tessuto epiteliale, cornee, vasi sanguigni, valvole cardiache, tendini, per cui è un'associazione che ha lo scopo esclusivamente di aiutare l'altro, cioè l'altra persona. Le considerazioni sono state a volte subito immediatamente positive, altre volte sono state un po' limitate perché c'era la paura della donazione, paura, per dirla schietamente, di non essere ancora morti nel momento in cui vengono prelevati gli organi. A tal punto, visto e considerato che c'erano queste reticenze, abbiamo cercato di coinvolgere anche la scuola, a livello di scuola elementare e scuola media. Io mi auguro che proseguendo su questa strada, visto e considerato che a tutt'oggi abbiamo 201 iscritti, mi piace quell'uno là perché indica una strada in progresso, si continui ad accedere in modo tale da diminuire il divario, che è enorme, tra la richiesta di trapianto e la disponibilità vera e propria. Le liste di attesa sono lunghe, per cui il nostro compito è quello di continuare con convinzione e determinazione a sensibilizzare le persone, proprio perché credo, sono decisamente convinta, che la donazione di organi non toglie nulla a chi dona, anzi lo arricchisce sotto l'aspetto sociale, culturale, e dopo penso e sono convinta che sia un atto supremo di generosità, di carità e di solidarietà fraterna. L'Avis di Cavaso del Tomba nasce nel 1961 per volere di Ida Masi e lo scopo dell'Avis è sempre stato quello della donazione, di donare sangue intero di plasma tramite la plasmaferesi e comunque di essere all'interno della comunità come associazione presente comunque nelle varie feste, nei vari momenti di associazionismo. Diciamo che l'Avis, oltre alle varie donazioni, è presente anche ogni anno perché distribuisce i suoi calendari, fa il suo pranzo, distribuisce le benemerenze agli avisini e anche ogni tanto si organizza qualche gita, qualche altro pranzo, qualche evento diverso. In questo momento c'è molto bisogno di sangue e comunque riusciamo l'obiettivo lo riusciamo a centrare perché abbiamo abbastanza donazioni per risolvere questo problema. Noi abbiamo 120 associati nel 2020, più o meno nella media, c'è sempre alti e bassi, però siamo nella media come gli anni scorsi. Il futuro dell'associazione speriamo che ci siano sempre di più donatori, di aumentare questi numeri e comunque rimanere all'interno del paese anche come associazione, come presenza. L'associazione Amici del Cuore che nasce a Montebelluna nel 1983 per opera di Tiberio Arias, e qui a Cavaso invece nasce nel 2005 grazie a un'intuizione di Paolazzo Lodovico, che purtroppo è mancato qualche anno fa, una grandissima persona che aveva chiesto a me di poter fare anche qui in questo comune, insomma, iniziare questa attività, insomma, di fare questi prelievi, questi esami. E io anche con l'amministrazione comunale è stata subito d'accordo, si è attivata e abbiamo messo a disposizione questa sala per fare appunto questi esami alla gente, chi vuole, insomma. Si occupa principalmente di
è un'associazione che si occupa sempre per il benessere, soprattutto quello cardiologico, no? Guarda, soprattutto noi facciamo gli esami, qui a Cavaso vengono fatti una volta ogni 2 mesi, gli esami della glicemia, del colesterolo e della pressione sanguigna. Se noi vediamo che ci sono dei valori che non sono corretti, chiediamo, diciamo alle persone, orientiamo di andare dal loro medico, insomma, perché questo è uno screening. Poi l'associazione fa anche naturalmente tutta una serie di attività, facciamo le giornate del cuore, ogni tanto insomma, si fanno le giornate del cuore in cui c'è anche, viene anche un medico, si possono fare anche l'elettrocardiogramma, poi ci sono le palestre, abbiamo nella zona questa nostra associazione ha 6 palestre Montebellunese, Asolano e Valdobbiadenese. Questa è la nostra area di attività, insomma. Sì, dicono che la malattia del cuore, la morte per malattia del cuore sia ancora la prima causa, insomma, di morte. Sì, non è che se ne trovano tantissimi, però anche noi orientiamo, no? Con la nostra attività si orientano queste persone, se si vede che hanno la glicemia alta, si dicono, mangia meno roba con zuccherata, o se hanno colesterolo, meno formaggi, meno salumi, così. Cerchiamo di indirizzare queste persone a una corretta alimentazione per portarle sotto un certo livello, insomma, per cui la loro salute migliori, insomma. Il nostro futuro nel 2021 speriamo che si possa ritornare all'attività, sì, cerchiamo di coinvolgere sempre più persone. Noi siamo qui appunto in municipio l'ultimo venerdì del mese dispari, siamo dalle 8 fino alle 9:30, siamo qui che aspettiamo, più persone vengono e più persone sono controllate, insomma, e quindi il nostro pensiero è dare questa possibilità alle persone di avere una salute migliore, insomma.